Maestro Uto, Follina le dona le chiavi della città per la sua presenza costante nel nostro comune, per l'eccezionale contributo culturale donato e per aver messo a disposizione della nostra comunità la sua straordinaria arte. Con l'augurio che il legame consolidato durante gli anni passati si rafforzi ancora in futuro sotto il segno della musica. La comunità follinese, 6 novembre 2015. Sindaco, una serata molto importante. Questa sera il nome di Follina si lega indissolubilmente con quello del maestro Uto Ughi. Cosa prova? Beh, provo una grande gioia perché da 25 anni il maestro ha legato il suo nome a questo concerto in abbazia ed era giusto che l'amministrazione comunale gli conferisse le chiavi della città come premio per questo attaccamento, che non è una cosa da poco. Questa sera c'è un parterre d'eccezione qui a Follina, un po' possiamo dire Follina centro della Marca questa sera. Sì, centro della Marca, come da sempre Follina è sempre stato un certo di spiritualità e di cultura dell'intera vallata, ma con la presenza del maestro Uto Ughi sicuramente non solo della Marca ma direi anche a livello nazionale. Da poco nella Marca, prefetto, questa sera qui a Follina per una serata molto importante. Da poco, sono poco più di 3 mesi, 3 mesi importanti, significativi, molto impegnativi e questa sera insomma festeggiamo con tutta la comunità e con la splendida città di Follina in questa abbazia meravigliosa sentendo Uto Ughi. Colonnello, anche la Benemerita questa sera qui a Follina per questa serata speciale con Uto Ughi. Per noi è un piacere e un onore partecipare a questa serata perché ha sempre, come ha detto lei, un clima speciale, quindi ci fa molto piacere essere presenti. Beh, state diventando degli abitué di Follina per la gioia del sindaco, penso, perché anche lo scorso anno so che avete fatto un grosso festeggiamento proprio qui. Assolutamente, noi siamo a Follina tutti i giorni con i nostri servizi e anche in queste occasioni particolari per passare un momento diciamo un po' più spensierato. Sono molto felice e emozionato. Questo è un luogo che conserva intatto la suggestione del passato. Non è cambiato nulla dal 1200, questo chiostro, la chiesa, è bello per esprimersi in un luogo che evoca il passato, che evoca i secoli passati, ma non per mania di antichità, ma perché io penso che ogni luogo conserva le vibrazioni delle persone che hanno vissuto in questo luogo. E qui io sento fortemente un passato, una storia, tutta una vita passata al servizio di qualcosa, di un ideale, ed è un luogo che conserva intatta la suggestione del passato. Quando è scoccato il suo amore per Follina, quando è scoccata la scintilla? Beh, io devo dire, una decina d'anni che vengo quasi ogni anno e mi piace ritrovarmi, avere Follina anche come un punto di riferimento. Vede, oggi è tutto così talmente volatile, transitorio, superficiale, che avere dei luoghi dove si può fissare la memoria, fissare i propri ideali è molto gratificante. Per chiudere, qui ci sono tanti ragazzi, tanti giovani, perché un giovane dovrebbe avvicinarsi alla musica in generale e al violino in particolare? Beh, io vedo tanti ragazzi, tanti giovanissimi che mi hanno chiesto l'autografo addirittura sul violino, e questo avviene molto spesso in Giappone, in Cina, dove c'è una cultura musicale molto viva per i giovani, e ci sono anche scuole aperte, il metodo Suzuki, che del resto ha delle filiali anche in Italia, e io mi auguro che
i giovani italiani raccolgano l'eredità del passato, che non ci facciamo bagnare il naso dai giapponesi o i cinesi, che in fondo hanno soltanto una cultura riflessa, mentre noi siamo stati la patria della musica, ed è una vergogna che le scuole italiane non facciano niente per la musica. Grazie mille maestro. Prego.